la devastante alluvione che ha colpito Valencia e il sud-est della Spagna, causando oltre 213 morti e circa 1900 dispersi, ha lasciato il paese in una crisi senza precedenti. Circa 120.000 persone sono sfollate, mentre 300.000 sono senza acqua ed elettricità. Il governo spagnolo ha dispiegato 10.000 tra militari e forze dell'ordine per affrontare l'emergenza e soccorrere i residenti, con operazioni concentrate nelle aree maggiormente colpite, come il centro commerciale Bonaire ad Aldaya, il cui parcheggio è stato definito un cimitero dai soccorritori. Il re Felipe VI e la regina Letizia visiteranno le zone devastate per mostrare solidarietà alla popolazione. La gestione dell'emergenza è stata oggetto di critiche poiché alcune autorità locali e nazionali sono state accusate di ritardi nella dichiarazione dello stato di allerta. Tuttavia, migliaia di volontari si sono radunati per fornire assistenza coordinati dalla Protezione Civile e stanno aiutando con distribuzione di acqua e cibo, supporto sanitario per i feriti. Il disastro ha anche impattato gravemente l'economia, con migliaia di imprese danneggiate e alcune aree ancora isolate e senza corrente. Nonostante le difficoltà, episodi di salvataggio stanno dando speranza alla popolazione. In uno di questi una donna è stata ritrovata viva dopo 3 giorni intrappolata nella sua auto. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha rivelato una rete di cyberspie coinvolte nel progetto Safe Harbor, che sfruttava una società a schermo per coprire attività di dossieraggio e vendita di dati sensibili. Nunzio Samuele Calamucci, mente dietro il progetto, ha organizzato un sistema che attraverso Safe Harbor drenava risorse e proteggeva il gruppo da eventuali indagini. Il network criminale operante tramite la società Equalize vendeva rapporti illeciti a clienti illustri, inclusi studi legali e aziende di rilievo. Carmine Gallo, ex poliziotto e responsabile di Equalize, si è dichiarato disposto a collaborare, mentre altri indagati, come Marco Malerba, hanno ammesso accessi abusivi a favore del gruppo. Durante le indagini è emerso anche il coinvolgimento di figure di alto profilo come Enrico Pazzalli, presidente autosospeso della Fondazione Fiera, che utilizzava legami istituzionali per legittimare le attività di Equalize. Parallelamente i collaboratori Cornelli e Camponovo hanno evidenziato un clima di paura, parlando di una mano oscura e minacce di morte. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha commentato l'impatto del caso sulla sicurezza nazionale e sui rischi che questo tipo di attività rappresenta per la democrazia. La Procura continua a indagare sui temi tra Equalize e una rete denominata Squadra Fiore, che coinvolgerebbe anche ex membri dei servizi segreti. Santo Romano, 19 anni, è stato ucciso in una piazza di San Sebastiano al Vesuvio, comune vicino a Napoli, in una sparatoria scaturita da una lite tra ragazzi, in cui un altro giovane è rimasto ferito. L'assurdità della vicenda ruota attorno a una motivazione apparentemente banale. La lite avrebbe avuto origine da un piede calpestato e da una scarpa sporcata. Il giovane incensurato, portiere della squadra Micri, nutriva il sogno di diventare calciatore e giocava nel campionato di eccellenza. Sul profilo social della sua squadra è stato pubblicato un messaggio commosso, una notizia che ti scuote e ti travolge come se fossimo stati catapultati in un incubo. La morte di Santo ha infatti sconvolto la comunità locale, che ora si interroga sulla violenza crescente tra i giovani. Il presunto omicida, un ragazzo di 17 anni, è stato immediatamente fermato e interrogato dai carabinieri, che lo hanno accusato di omicidio e di tentato omicidio. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona acquisite dalle autorità potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel ricostruire gli esatti momenti dell'aggressione della sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni, Santo potrebbe non essere stato coinvolto direttamente nella lite che ha portato all'esplosione dei colpi di pistola. Era intervenuto per placare gli animi e cercare di fermare la situazione. Sembra addirittura che si fosse offerto di pulire personalmente la scarpa sporcata del ragazzo con cui si era avviata la discussione, nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse.
L'episodio è avvenuto in una zona centrale del paese, punto di ritrovo per i giovani della zona vesuviana, una delle aree più frequentate dall'Interland napoletano. Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, ha commentato il tragico evento affermando che simili episodi potrebbero verificarsi ovunque. Tuttavia ha ribadito che un intervento più incisivo è necessario, soprattutto in aree in cui si concentra la presenza giovanile. Il prefetto ha convocato un incontro per discutere delle misure di sicurezza e di ordine pubblico previsto per domani presso il comune. Durante questo incontro si cercherà di capire se il luogo dell'omicidio e altre zone vicine richiedono maggiore vigilanza da parte delle forze dell'ordine. La tragedia di Santo Romano si inserisce in un contesto di violenza che ha colpito più volte i giovani di Napoli. L'omicidio di Santo purtroppo è solo l'ultimo di una serie di eventi simili. Solo pochi giorni fa il quindicenne Emanuele Tufano è stato freddato su Centralissimo Corso Umberto a Napoli mentre si trovava su uno scooter. All'inizio dell'anno Francesco Pio Maimone, un altro giovane napoletano, è stato ucciso a Margellina in una lite nata anch'essa da una scarpa sporcata accidentalmente. In agosto un altro giovane, il musicista Giovan Battista Cutolo, è stato colpito a morte in piazza Municipio. Questi episodi di violenza hanno scosso profondamente la città, dove l'aumento degli scontri armati tra ragazzi sembra far emergere la necessità di un maggiore controllo e di iniziative di prevenzione mirate a disincentivare l'uso delle armi da parte dei giovanissimi. Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha commentato con grande sofferenza questo ennesimo caso di sangue, lanciando un appello alla comunità e alle autorità locali. Bisogna disarmare Napoli, bisogna disarmare i nostri territori, bisogna deporre le armi, fa male. C'è una tristezza impressionante in tutto questo, ma non dobbiamo rassegnarci, non sarà la violenza a vincere. Il messaggio dell'arcivescovo sottolinea l'urgenza di trovare una soluzione a una problematica che ormai caratterizza le strade della città, in cui l'uso delle armi è diventato un pericolo concreto per la gioventù. La comunità locale è profondamente scossa e cresce la preoccupazione per la sicurezza nelle piazze e nei luoghi di ritrovo per i giovani. Le istituzioni stanno cercando di rispondere, ma l'impressione di molti è che siano necessari interventi a lungo termine per affrontare una cultura della violenza che sembra diffondersi sempre di più. Il leader supremo iraniano Ayatollah Khamenei ha minacciato una risposta schiacciante contro gli Stati Uniti e Israele per eventuali aggressioni contro l'Iran e i suoi alleati, tra cui Hezbollah, Hamas e gli Houthi dello Yemen. Durante un incontro a Teheran, Khamenei ha sottolineato che la reazione dell'Iran non sarà solo una vendetta, ma anche una misura giustificata da principi religiosi e norme internazionali. Senza specificare tempi o modalità, ha ribadito la determinazione dell'Iran a rispondere agli attacchi recenti contro il paese. Nel frattempo gli Stati Uniti avrebbero avvisato l'Iran che non potranno frenare Israele da una forte risposta se Teheran dovesse lanciare un nuovo attacco contro lo Stato israeliano. Secondo fonti di intelligence citate dal Washington Post, l'Iran starebbe infatti preparando un attacco contro Israele nei prossimi giorni.